Ciao amici, benvenuti. Questo è l'episodio 92 della nostra partita. Eh, Ormai l'Inghilterra, che bello, è tutta sotto assedio. E qui c'è solo abbiamo solo la scelta su se prendere solo le quattro province su cui abbiamo pretese o se sbizzarrirci. Potremmo magari prendere, non lo so, ma possiamo anche accontentarci forse, non lo so. Ormai non abbiamo più sovraestensione, tra l'altro. È già molto male. Allora, da queste parti potremmo liberare. Ah no. Wow, possiamo liberare un nostro vassallo. Perché facciamo una guerra interessante ora. Würzburg non esiste più? No, secondo me esiste Würzburg. Ma dov'è? Ah, ecco, sì. A quanto pare non potremmo liberare più nessuno dalla Bavaria. Adesso facciamo una guerra contro la Bavaria sostanzialmente. Che è la ragione per cui abbiamo mantenuto questo diplomatico. Però prima facciamo l'ammiragliato che ha come vantaggio quello di poter avere un leader in più, che è proprio l'ammiraglio, l'esploratore, insomma, che ci servirà prossimamente. Quindi tra un anno reclutiamo l'esploratore. Allora, qui stavamo aspettando l'arrivo e forse lo aspettiamo a sto punto. Però potrebbero vincere da un momento all'altro. Aspettiamo forse solo questi. Qui ormai tutte le province sono sotto assedio. Tranne qui che stiamo perdendo. Sostanzialmente. Hanno un super leader e noi non l'abbiamo. Un piccolo particolare che mi era sfuggito. No. Il leader è qua? No. Va bene. Allora, il leader è qua. Non so chi. Mandiamo solo il leader sostanzialmente. Ok, qui abbiamo perso. Siamo riusciti a farci battere. Per carenze leader. Già. Se andiamo avanti così facciamo una brutta fine. Maledetta unità. Allora, vediamo un po'. Ci serve. Certo che anche. Vabbè, mandiamone un po'. Anche da qui, ma è un po' lontano qui. Rischiamo di. Ah no, abbiamo perso già. Quindi abbiamo fatto un'altra cavolata perché. Ok. Ecco, Pima, vediamo se offre tutti i ducati che ha. Penso di sì. Era proprio quello. Ah no, non ce li offre tutti. Pima, ma sei un disgraziato. Ci prendi in giro? Tu devi darceli tutti, tutti, tutti. E in più devi anche darci questo e estinguere tutti i tuoi trattati. Però ci vuole un diplomatico e io preferisco mantenere quello che ho al momento perché. Allora, vediamo un po'.
Scateniamo la guerra più terribile che sia mai esistita. Aspettiamo ancora un secondino. Va. Accio è stato annesso, Linz è caduta. Abbiamo fatto un'altra colonia. E qui iniziano i problemi. Allora, vediamo un po'. Questo non è proprio il migliore. E la Bavaria... Quante colonie abbiamo al momento? Ne abbiamo 3. Ne possiamo avere 5. Ne stiamo fondando quante? Una. E quelle che abbiamo... Una è questa. Sono finite. Allora, possiamo fondare un'altra colonia un po' a caso, volendo. Però... Dov'è il nostro conquistadore? Eccolo. Tu, in questo momento... Anzi, facciamo... No, era giusto così. Allora... No! Ok, non si chiama più Legio la Lacedemonia. Non abbiamo neanche più il numero giusto di armate. Va bene. Questo sistema è un po' complesso da mantenere. Come sta andando qua? Ok, finalmente. Allora, a sto punto... Io direi... Ragazzi... No, non voi. Voi. Ma non si può andare. Però noi abbiamo una super flotta qua. Vabbè. A sto punto... Di nuovo. Io direi di dichiarare sta guerra. Vai. Eh sì, mi dispiace. Io non so come mai osate rifiutare, ma siete semplicemente pazzi, probabilmente. Cosa staranno combinando? Follie. Tu te ne stai buono. Ha capito l'antifona. Allora, tu mi vai qua. Tu arrivi il 25. Arrivi prima, insomma. Memmingen in pianura, sì. Siamo disposti a ucciderli. Vai! Ah. L'1, il 3. Allora, qui forse però... Dove lo facciamo la colonia? Facciamola qua. Mio Dio, che esercito di nativi.
Alexandre del Carrete. Allora, vediamo se l'Austria adesso è più intenzionata a far guerra. Pace, sì. Brunswick diventa vassallo dell'Assa. Brunswick dov'è? Ma a noi ci interessa liberarlo. Da quanti anni? Cioè, lo sta annettendo qualcuno? Cioè, l'Austria lo sta annettendo sto vassallo, perché se no a noi non è che importi molto. Anzi, magari è più custode dell'indipendenza l'Austria che non altri. Costanza, anche questa in pianura. Non li vogliamo far andare in Tirolo. È alleata la Bavaria. Persino. L'Inghilterra cosa darebbe? No, dobbiamo semplicemente decidere che fare con l'Austria. Stiamo molto attenti. Ci sono delle alleanze magari che non ci piacciono. Perché hanno formato quei sistemi di alleanze strani? Ma se io dichiarassi guerra al Portogallo poi? Però chiamala... Vabbè, non è che sia così pericoloso. Anzi, potrei già dichiarare la guerra alla Spagna, tra l'altro. Mi farei un'altra scorpacciata di province. Tra l'altro magari vuole aderire anche la Francia. Al momento no, ma magari dopo. Vabbè, qui dovevamo fare le pretese sulla Carinzia, però non le abbiamo fatte. Ma no, non liberiamo. Ma anche le Fiandre, che serve? Se non è nell'impero, io contavo negli stati dell'impero, meglio l'Austria a questo punto. Cambrai è nell'impero. Curioso. Dovremmo liberare gli stati dalla Francia, più che altro. Ma qui non c'è Gelre? Pure Gelre? Ma no. Non so se è meglio indebolirla l'Austria. Ma vabbè. Già che ci siamo, indeboliamola un po', ma... penso che così possa andare bene. Vabbè, aspettiamo a sto punto. Tanto ormai è distrutta la... Io non so che cosa aspettino, ma... La distruzione del... Ciao esercito bavarese, perché io non guadagno mai niente da ste mosse geniali? No, vabbè. Ma sì. Ecco la Carinzia che è stata distrutta. Ancora io non guadagno niente. Austria adesso accetti? Neanche ora.
Ma la Borgogna non esiste proprio più? Bar. Bar. Non la posso liberare Bar? Bar farebbe parte dell'impero, no? Sì. Bar. Perché non posso liberare Bar? Cioè, ci sono delle cose che non si spiegano. Return. Svizzera. Baden. Bavaria. Baden. Ma il Baden c'è? Sì. Non c'è qualche cosa che appartenesse al Württemberg? No. Allora, qui procediamo in questo modo. Questo lo mandiamo a esplorare qua. Qui come va? Allora. Ok, pure Steiermark è stata distrutta. E adesso non vorrei dirvi austriaci, ma... Allora, però sono strane alcune cose. Bar, perché non possiamo liberare Bar? Io volevo liberare Bar. Niente, eh. Ha la precedenza. Forse la Francia. E prendo Anversa. Se me la prendo io Anversa. E poi mi conquisto tutta la regione. Non è povera Anversa. E non avrei neanche modo di fabbricare pretese in altro modo. Tanto il costo base è dimezzato. Tra l'altro io ho delle Treviri, Württemberg e Colonia. Hesse. No, non ci sono. Treviri non ha pretese. E anche qui. Vabbè. Qui non c'è il Württemberg. No. Però magari disintegrarla ha senso. Sta Austria, non so più cosa fare. Ma quasi quasi mi prendo la provincia direttamente. Ricca. E potrei fabbricare pretese su tutta l'Olanda da qui. Non è una cattiva idea, sapete? Ma mi prendo Anversa. Così. Tanto... Sono stato un po' stupido a fabbricare pretese solo su questa. Perché confina con sole 2 province inglesi.
a sua volta. Però poi posso fabbricarle tutte qui. Va bene. Perché qui allora abbiamo 3. Comunque più 4, 7, 11, 16. 16 è una sovraestensione al 60%, se non sbaglio. Si fa per 4. Giusto, Almeria è 8% e vale 2, no? Quindi 60. E quindi Antwerpen completa bene il quadro, dato che non avrò altre conquiste. È vero che non ho pretese, ma non me ne frega molto, dai. Allora, ci prendiamo direttamente Anversa. A sto punto non liberiamo proprio le Fiandre. Ma se prendiamo... Quant'è che costa? 45 comunque. Non mi importa di liberare le Fiandre. Allora, qui... No! Ah no, ok, per fortuna. Dammi il potere economico, vai. E togli un po' di alleanze che mi stanno antipatiche, tipo Commonwealth e Svezia. Oh, wow, accetti. Questo non accetteresti. E la Savoia, ad esempio? Poco significativa. Commonwealth preferisco. No, magari tu difendi il Commonwealth dalla Russia. Genova togliamo, dai. E non liberare nessuno, che non mi importa niente. Tanto non... neanche... Non mi interessa che ti indebolisci. Zurich, l'unica cosa poteva essere Zurigo, ma io volevo vassalizzarla, la Svizzera. Probabilmente non si può già più. Cioè, anzi, sono abbastanza sicuro che non si possa già più. Com'è? Mutzingen? Va bene. Direi che alla fine siamo giunti a una soluzione. Questa. Vai. Non ho visto quanto mi odiano i vicini. Un bel po'. La Francia non gli frega niente, questo è l'importante. 85, vai. No, ancora una volta. Allora, ma che 4000. Va bene. Super fortezza. Allora, 4000. 2. Ok. Abbiamo guadagnato l'ultima provincia core. Sì, io mi dimentico che a volte avere un leader potrebbe comunque far comodo. Allora, prima. Allora, qui dobbiamo fare questa pace qua. Penso che vada bene. Vai. Abbiamo preso un po' di inflazione in quest'ultimo periodo. Forse potremmo anche... Ma no, si riduce da sé. Non ne vale la pena, insomma.
l'Inghilterra, tra poco possiamo far pace anche con loro. Possiamo fare un'altra legione in realtà. E forse ci conviene anche. Ma sì. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Facciamo così e chiudiamo. Beh, alla fine ce l'abbiamo fatta. Anche qua. Dov'è l'ultimo nostro leader? Non è qua. Ok. Qui come si sbarca? Fatemi capire. Sbarcate, va. Ah, siamo già arrivati? Wow. Un piccolissimo territorio. Tutti sti assedi, poi abbiamo i coloni. Ecco. Qui arriveremo tra un pochissimo, penso. Ah, qui ci sono già i russi. Oh, quindi questa è una gara contro il tempo. Immagino sì. Beh, qui non dobbiamo più muoverci. Quindi possiamo anche starcene qui. Oh, bene, finalmente l'ultima provincia. Io direi che qui dovremmo anche fare... Potremmo fare un centro di reclutamento. E qui iniziano anche a cadere le fortezze. Abbiamo... Allora, vediamo voi CAD, cosa ci offrireste prima di tutto? 300 ducati non ne vale la pena. Voi concedete la sconfitta, ma siete pazzi. No, vabbè, noi vi annettiamo questa volta. Vai. Adesso ci siete solo voi inglesi. Penso che dovremmo mettervi come rivali. Momentaneamente. Chi abbiamo come rivali? Rivali sempre attuali. Abbiamo rivali sempre attuali. Vabbè, ma possiamo fare anche altre pretese. Sette qua, no, non servono per una guerra, però per la prossima potrebbero servire. Col Portogallo possiamo fare altre pretese? No. Vabbè, togliamo un attimo il Portogallo. Mettiamo l'Inghilterra come rivale. Per quando si farà la pace. E tu vammi qua. Qui c'è il rischio di rivolta abbastanza alto.
Allora. E lì ci mandiamo la prossima. La prossima. Legione. Eccola qua. Ecco qui la colonia. Vai. La Francia ha annesso la Bretagna intanto. Allora, qui colonizziamo. 5.000? Ui, c'è un po' di gente, insomma, qua. Chi sono questi? Non sono sciamanisti, non sembrano molto pericolosi, però. Sono comunque 5.000, non ci avevo fatto caso. Anche qui dovremmo mettere dei centri di reclutamento. Però punti militari sono punti militari. Vabbè. Qui non li facciamo invece. Allora, qui vediamo un attimo. Questi li uniamo. Queste le buttiamo di qua, così siamo sicuri che rimane la legione. Però in realtà, se la vogliamo portare in giù, in su, meglio. Allora, vediamo un po' cosa farcene di questi. Forse con la Svezia potremmo migliorare le relazioni. Qui stiamo... Ecco, abbiamo preso quello che ci serviva, dai. Allora, vediamo se si può fare una pace. Ecco, queste sono le pretese, poi ci sarebbero i vari possedimentini inglesi, possedimentucci, inucci, inucci. Vabbè, e qui finisce la storia del colonialismo inglese. Se facevate fuori Ottawa io ero contento, ma non siete in grado. Siamo solo al 78%, tra l'altro. Fareste bene a revocare anche alcuni core su banda. Questa no. Bermuda, le Bermuda ad esempio. C'è il pericolo. No, non c'è rischio rivolta. C'è qualche luogo dove c'è un minimo pericolo che... Mobile, no. Nuove olie. Uruguay no. Vediamo le nuove olie. No. Ma direi che non serve questo. Trattati con la Svezia, niente. Vabbè, ci accontentiamo di questo. Chi ci odierà? Nessuno. Ottimo. Facciamo pace anche con voi. Ok. Possiamo allora
iniziare, anzi facciamolo da qui. 96%, va bene, ho calcolato bene. Non so quanto ci si impiegherà, 41, fino al 41 saremo impegnati, 4 anni. Qui qualche limite di supporto c'è, un po' basso. Allora, vediamo se riusciamo. Va bene. Io direi che l'episodio lo possiamo chiudere qui. La Scozia è entrata in coalizione contro di me. Ma siete ridicoli, dai. Vediamo se riusciamo. Manca un cavaliere. Vabbè, comunque noi iniziamo a imbarcarvi di qua prima di superare tutti i limiti. Vabbè che non servirete più là, tra l'altro. Forse sì. Quanti siete? Non si sa. Magari questi li portiamo di qua. Non lo so. Russia. Uye, Novgorod. Farà un po' una brutta fine. Mi vuole molto bene. Ah, l'avevo liberato io. E no, la Russia non può permettersi. Mamma mia. Russia. Chi mi combini? Vuoi fare la fine alla Bavaria? Sarà un po' difficile a dire il vero questo. Devo ammettere che non sarebbe facile farti far la fine alla Bavaria. Diplomatico, lo mandiamo in Svezia. Mentre questo lo richiamiamo. Allora, ci sono ancora delle legioni da queste parti, fammi capire. Non c'è mezza legione. Ah no, c'è la legione Macedonia. Quindi iniziamo così. Che poi appunto non sono proprio legioni intere. Questa è una legione comunque. E la riportiamo a casa. Non so dove portarla, magari portiamola in Guascogna. Vabbè, comunque chiudiamo qui l'episodio. Ormai abbiamo vinto anche queste guerre. Abbiamo di nuovo una super sovraestensione. Dobbiamo fare ancora un sacco di guerre. Però pian piano stiamo conquistando di tutto e di più. Io credo che ci conviene iniziare molto... non possiamo iniziare troppo presto perché siamo di nuovo in carenza in manodopera, ma inizieremo comunque tra un annetto un'altra guerra. Non so quale.
Probabilmente quella contro gli ottomani, perché poi voglio vassalizzare i mamelucchi il prima possibile. Di sicuro ormai si possono vassalizzare perché hanno delle province talmente... Ah, però Alessandria, questa combinazione Cairo-Alessandria potrebbe essere un po' nefasta. Vedremo. Intanto questi, Tripoli e Persia, gliela facciamo vedere. Noi Tripoli e Persia. Dovremmo ricostituire un po' le legioni prima, ecco. Fare un po' di pretese sulla Carinzia. Io direi anche su Graz. Pian pianino ci vogliamo espandere. Volevo anche io convertire la Provenza alla nostra cultura. Magari questo potrebbe ridurre un po' l'attrito con la Francia. Abbiamo molte possibilità, però io credo che le più urgenti, oltre alla conquista di Genova, insomma l'unificazione d'Italia, ci sia il Brandeburgo. Secondo me, se troviamo un metodo anche folle per prendere il Brandeburgo, andrebbe benissimo. E poi gli ottomani anche. Voglio essere eletto io la prossima volta. Questo ho già 41 anni, gli anni passano. Alla prossima ragazzi, ciao!